Seconda giornata del Blue Sea Land a Mazara del Vallo, che ha registrato tante iniziative, tra queste un importante accordo sottoscritto con il Ghana. Esportare il modello del distretto della pesca e della crescita Blue COSVAP in Ghana per ammodernare il comparto della pesca del paese subsahariano. Questo è l'obiettivo del documento firmato nell'aula della giunta municipale del comune di Mazara del Vallo, sottoscritto dai componenti della commissione di gestione del progetto d'avvio. A guidare la delegazione del Ghana il ministro della pesca e dell'acquacoltura del paese africano Mavis Awa Komson, accompagnato dai tecnici e dirigenti del ministero ghanese. Per la parte italiana hanno firmato Nino Carlino, presidente del distretto COSVAP, Alberto Pulizzi, dirigente generale del Dipartimento Pesca dell'assessorato regionale all'agricoltura, Giovanni Basciano, presidente del centro di competenza distrettuale, e Andrea Santulli, componente dell'Osservatorio del Mediterraneo. Intanto, sempre nella giornata di ieri, il sottosegretario di Stato alla pesca, onorevole Battistoni, presente al Blue Sea Land per il dibattito sul futuro della pesca nel Mediterraneo. Per il sottosegretario: dipende da noi, dobbiamo verificare se è anche il caso di cambiare strategia per affrontare in maniera forte e sostenibile le nuove sfide che ci vengono proposte dall'Unione Europea. Siamo con il sottosegretario Battistoni, oggi un importante incontro sul futuro della pesca nel Mediterraneo con l'assessore regionale Tony Scilla, rappresentanza del governo regionale, e col sindaco di Mazara del Vallo per discutere delle questioni della pesca del Mediterraneo che purtroppo sono sempre di tremenda attualità. Sì, ma noi siamo qua e abbiamo voluto essere qua in Sicilia in generale proprio da una prima mia visita fatta a Palermo nella sede della regione siciliana, e parlando proprio con l'assessore Scilla abbiamo fortemente voluto gli stati generali della pesca qua. Li abbiamo fatti a Catania anche in questo periodo non bello, tra l'altro esprimo nuovamente la mia vicinanza a tutta la città di Catania, ma anche alla Sicilia in generale, quindi per quello che purtroppo c'è stato qui negli ultimi giorni. Abbiamo voluto dare un segnale forte proprio perché ci siamo visti con le associazioni di categoria, con i sindacati, con gli operatori del settore, con le istituzioni, per parlare del futuro della pesca in vista del nuovo FEAMP. Stiamo raccogliendo ancora indicazioni, questo lo vogliamo fare proprio per farci trovare pronti alla prossima discussione con l'Unione Europea. Sono venute fuori interessanti proposte, c'è stata la presenza costante del Ministero qui con i massimi vertici, sia il dottor Abate che il dottor Gillo, che ancora oggi è qui con me. Vogliamo dare un segnale forte di vicinanza, ma vogliamo farci trovare pronti alle nuove sfide, anche perché dobbiamo avere anche il coraggio di fare autocritica, vedere ciò che ha funzionato, ciò che non ha funzionato, e insieme agli operatori del settore trovare questa forza anche per poter cambiare. Assessore Scilla, quanto è importante l'interlocuzione fra la pesca siciliana e il governo nazionale affinché possano risolversi questi problemi legati al Mediterraneo, alla pesca, agli areali di pesca che sono sempre più ristretti? Ma devo dire anche, partendo dalla città di Mazara, la città di Mazara ha comunque un ruolo essenziale e strategico nel Mediterraneo, è stata e sarà sempre la capitale della pesca del Mediterraneo. Questa nuova sinergia politico-istituzionale con il governo nazionale, con il sottosegretario di Stato al MIBAF, senatore Battistoni, che voglio ancora pubblicamente ringraziare per aver scelto di fare svolgere gli stati generali della pesca proprio qui in Sicilia, a Catania. Stiamo lavorando con competenze e con prospettiva, perché sappiamo che ci sono delle sfide da vincere soprattutto a Bruxelles, e per fare questo, ripeto, serve avere il contatto diretto chi opera quotidianamente per portare avanti questo settore. Quindi sia a Catania sia in questi 5 giorni del Blue Sea Land, questo incontro, confronto, se serve anche scontro, no? Tra le diverse componenti, quindi gli imprenditori, i pescatori, l'associazione di categoria, i sindacati, deve servire per far uscire fuori quelle proposte che devono diventare la soluzione in un settore che, ripeto, fondamentale, che produce un PIL non indifferente e che assicura posti di lavoro vero. Per quanto riguarda poi la Sicilia è sicuramente strategico, è al centro della nostra azione politica amministrativa. Se vogliamo disegnare un futuro migliore per la Sicilia e i siciliani, non possiamo che partire dall'agroalimentare con la pesca assoluta protagonista.
È una manifestazione ormai rodata e che purtroppo l'anno scorso ha registrato nel 2020 il fermo da un punto di vista della presenza perché è stata realizzata tutto da remoto. Sostanzialmente il tema è quello della sostenibilità economica, della blue economy, dell'economia circolare e in ogni caso quello di mettere a sistema tutte le sinergie che ci sono in materia economica nel Mediterraneo, dicendo che il Mediterraneo sostanzialmente è un'area unica non solo di scambio ma anche di ottimizzazione delle economie e di anche reggimentazione di diverse etnie, di diverse culture religiose che ci sono. Quindi la rassegna andrà avanti per 5 giornate, è organizzata presso il Comune di Mazzara del Vallo che da un certo punto di vista è capitale rispetto alla centralità del Mediterraneo, partendo dalla pesca ma andando anche ad altre attività produttive ed economiche in genere e quindi speriamo che questa attività in presenza che sposa anche il tema della ripartenza di tutte le attività economiche possa registrare il consenso dei vari operatori, dei buyers e anche delle rappresentanze diplomatiche che ogni anno intervengono a questa rassegna. Un'ultima domanda, Bluesealand non è solo convegnistica ma anche show cooking, un momento anche per parlare della nostra enogastronomia. Il Dipartimento regionale degli affari extraregionali siamo occupati sostanzialmente di organizzare tavoli di partenariato e i vari incontri, in particolar modo per le rappresentanze dei dipartimenti della Regione Sicilia. Chiaramente in particolar modo il Dipartimento della Pesca e il Dipartimento delle attività produttive metteranno poi a sistema alcune attività che riguarderanno anche show cooking, quindi aspetti enogastronomici, aspetti legati proprio all'economia delle nostre tradizioni locali.